aziendale, valido solo per recarsi al lavoro, l'ha proposto la Presidente di Confindustria Udine Mareschi Daniele, il Ministro Giorgetti. Non sappiamo quanti dipendenti si presenteranno dal 15 ottobre. Un'autocisterna carica di gas infiammabile si è ribaltata lungo la ferrata in comune di Bertiolo, fortunatamente nessuno sversamento, strada chiusa tutta la notte per il travaso in sicurezza. È di 3.000 euro il bottino dei malviventi che nella notte hanno manomesso lo sportello bancomat della Banca Ter di Basaldella di Campoformido. Nessuna esplosione, ladri hanno usato cavi e tablet. Il colosso mondiale del tabacco, BAT, ha presentato un piano di investimenti in regione da 500 milioni in 5 anni. Sarà realizzato un polo produttivo a Trieste che occuperà 2.700 persone. Non solo una palestra, ma una sorta di polo dello sport in città. La Giunta Fontanini ha presentato il progetto definitivo da 3 milioni di euro. Basket, pallavolo, patinaggio, ma anche calcio a 5 e tennis. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si crei un Green Pass aziendale, facendo in modo che valga esclusivamente per recarsi al lavoro, non per andare al ristorante o al cinema, così da non disincentivare i cittadini a vaccinarsi. E questa è la proposta che la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha lanciato oggi a Giancarlo Giorgetti nel corso di un incontro che il Ministro dello Sviluppo Economico ha avuto con le categorie produttive regionali. Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori. Le aziende non sanno e non possono sapere quanti dipendenti da quella data in poi sceglieranno di restare a casa con la sospensione della remunerazione. A rischio è la continuità produttiva. E questo è uno dei temi che la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha affrontato con il Ministro Giancarlo Giorgetti, al quale ha avanzato una proposta, il Green Pass aziendale. Le aziende non possono sapere chi verrà a lavorare dal 15 ottobre in poi e si rischia di mettere in discussione la continuità produttiva, perché davvero non sappiamo il numero di persone che decideranno di farsi il Green Pass, quindi di farsi un tampone ottenendo il Green Pass, oppure le persone che decideranno semplicemente di stare a casa con la sospensione della remunerazione. È ovvio che dobbiamo continuare a fare di tutto per garantire un incentivo alla vaccinazione. Ho provato a fare una proposta al Ministro Giorgetti, che è quella di un Green Pass aziendale, nel senso che un tampone potrebbe valere esclusivamente per andare a lavorare, senza dare la possibilità successivamente a questi collaboratori di poter tornare a far parte della vita pubblica in tutti quei servizi non essenziali che senza Green Pass non sono accessibili: ristoranti, bar, teatri, cinema, eccetera. Un altro tema importante è stato quello del mismatch fra domanda e offerta di lavoro, quindi è entrato sul tavolo in maniera prepotente il tema ITS. Abbiamo fatto presente quella che è una best practice messa in piedi da Confindustria Udine insieme all'Università di Udine e al MIT, quindi la Fondazione Malignani, quella di creare un 2+1, ovvero mettere insieme le competenze tecniche e sul campo dell'ITS insieme ad una laurea di primo livello universitaria. Dopodiché il tema del green, perché green sì, ma non a tutti i costi. Ho richiesto che i piani del PNRR non vadano a sortire esclusivamente un effetto servizio, ma vadano a incidere sull'aumento della produttività aziendale, ovviamente nel rispetto dell'ambiente. Dopodiché è giusto che le imprese virtuose vengano incentivate e quindi ottengano dei premi. Dopo la concorrenza farà la sua parte, non serve imporre tassazioni eccessive. Ed ora andiamo a vedere il numero dei contagi di oggi: 51 le positività riscontrate su circa 11.000 tamponi tra molecolari e rapidi. C'è una vittima, un uomo di 94 anni di Palazzolo dello Stella, 3 i sanitari positivi. Scendono a 7 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre rimangono 41 quelli ospedalizzati in altri reparti. Le persone in isolamento calano e sono in tutto 981.
Un'autocisterna piena di gas infiammabile si è ribaltata lungo la ferrata in comune di Bertiolo. Fortunatamente il gas non ha subito sversamenti, ma la strada rimarrà chiusa fino a questa notte per permettere il travaso in sicurezza grazie ad un mezzo speciale. Dureranno per tutta la notte le operazioni di travaso e messa in sicurezza di una cisterna che trasporta gas GPL, rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto lungo la ex provinciale 95, la ferrata nel territorio del comune di Bertiolo, all'altezza del ponte sulla Napoleonica. È successo nel primissimo pomeriggio di oggi e dopo l'allarme sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco da Udine, Codroipo, San Vito al Tagliamento e proveniente da Mestre un mezzo speciale dei pompieri per il travaso del gas in un'altra cisterna. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Codroipo, il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco e la cisterna è rimasta in bilico tra la strada e un appezzamento agricolo. I vigili del fuoco hanno infranto il cristallo della cabina di guida e hanno estratto il conducente, un autotrasportatore croato rimasto ferito, poi trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione. Sul posto anche Friuli Venezia Giulia Strade e la polizia locale di Codroipo per la viabilità. La strada resterà chiusa fino a domani. Notizia di poco fa, un tamponamento fra tre mezzi pesanti si è verificato poco prima delle ore 18 nel tratto dell'autostrada A4 tra San Stino di Livenza e il nodo di Portoguaro in direzione Trieste. A seguito dello schianto uno dei conducenti degli autoarticolati è deceduto. Sul posto il personale di Autove Venete che sta facendo defluire il traffico sulla corsia di sorpasso, il 118, Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale per i rilievi e i mezzi di soccorso meccanico. Si sta valutando la chiusura del tratto autostradale per rimuovere in sicurezza i mezzi pesanti e i rispettivi carichi. Versa in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Udine, un motociclista di Udine di 46 anni che questa mattina intorno alle 5 ha perso il controllo della sua Suzuki tra Piazzale Osoppe e Chiavris, è andato a schiantarsi contro l'aiuola spartitraffico e la moto è finita a un'ottantina di metri dal punto dell'impatto. Immediata la chiamata al 112, la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza. Sono intervenuti anche i carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine, impegnati ora a ricostruire la dinamica dell'incidente. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la moto è stata posta sotto sequestro. 3.000 euro il bottino della manomissione dello sportello bancomat della Banca Ter di Basaldella di Campoformido. Nessuna esplosione, i ladri hanno utilizzato cavi e un tablet. Assalto tecnologico al bancomat della filiale della Banca Ter di Basaldella di Campoformido in piazza Umberto I intorno all'1:30 di oggi. I malviventi, come era già accaduto a Corno di Rosazzo, sono riusciti a impossessarsi di circa 3.000 euro in contanti senza far deflagrare l'impianto di distribuzione automatica delle banconote. Dopo aver tagliato una parte plastica dello sportello, si sono collegati con dei cavetti e con un tablet al sistema informatico dello sportello. A quel punto hanno disposto un prelievo. Non è la prima volta che accade. L'assalto al bancomat con le marmotte e l'acetilene pare abbia ormai ceduto il passo a questo tipo di attività criminosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine e indagini in corso sono invece a cura del nucleo investigativo. La banca è rimasta aperta al pubblico. Nessun danno ad esclusione dello sportello che sarà al più presto ripristinato. È scomparsa nelle scorse ore Alessandra Clama di 37 anni, da 11 in stato paravegetativo per un incidente d'auto sulla strada regionale 352 ad Aquileia. Poco dopo le 6 del mattino, per motivi mai chiariti, la sua auto si schiantò contro un platano a borgostrada e nonostante l'intervento del personale sanitario la sua situazione apparve disperata sin da subito. La sua famiglia, che sempre si è battuta per chiarire le cause dell'incidente indicando come colpevole l'eccessiva vicinanza alla careggiata dell'albero contro cui si schiantò la macchina, aveva deciso di fare causa alla Regione e a Friuli Venezia Giulia Strade chiedendo un risarcimento di 11 milioni di euro. Il Platano ha sempre sostenuto lo studio 3A, che si è occupato del caso per conto dei legali della famiglia, era troppo vicino alla strada e non era delimitato da un guardrail nonostante la normativa lo prevedesse.
7 lavoratori in nero su 12 occupati, nei guai un'azienda agricola dei Colli Orientali. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Udine hanno svolto alcuni servizi di controllo mirati alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid e di quella in materia di lavoro nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo alle attività di vendemmia. L'esito dei controlli svolti lo scorso fine settimana ha portato appunto alla sospensione dell'attività imprenditoriale di un'azienda agricola che occupava in nero 7 lavoratori su 12, tutti di nazionalità italiana. Sono state elevate sanzioni amministrative per 23.000 euro complessivi. Si è alzato il sipario sul nuovo progetto industriale di BAT, una realtà che punta all'innovazione e alla tecnologia, che si insiederà in Friuli Venezia Giulia. Un investimento che si concretizzerà già il prossimo anno, in grado di dare lavoro a 600 persone in maniera diretta e 2.600 complessive, conteggiando l'indotto. British American Tobacco ha presentato il progetto per la zona franca di Trieste, il primo insediamento nella nuova area. Un centro di innovazione che si compone di 2 aspetti. Uno è l'aspetto dello sviluppo e della produzione delle nostre categorie innovative di riduzione di rischio. Quindi qua verranno prodotte 4 tipi di categorie: il tabacco riscaldato, le sigarette elettroniche, il modern oral, che non è ancora presente in Italia, ma si tratta di prodotti per l'uso orale che rilasciano nicotina, e anche prodotti medicinali che BET ha nel suo portafoglio di terapia antifumo. Il secondo aspetto di innovazione non è solo sul prodotto, ma è la creazione di una digital hub, quindi di un centro di innovazione digitale che lavorerà con i suoi corrispondenti globali, uno in America, l'altro in Asia, per i prototipi di prodotti futuri, ma anche sull'intelligenza artificiale, i data analytics, sulla parte del marketing. Soddisfazione anche da parte dell'autorità portuale. Qui si parla di un ragionamento di sistema, si parla appunto del porto che deve essere a disposizione di questi flussi, si parla dell'interporto che chiaramente avrà tante attività logistiche, con cui tra l'altro anche alcune in evoluzione con BAT, che ha intenzione di portare anche attività logistiche, non solo manifatturiere da queste parti. Si parla di industria chiaramente, noi siamo anche soci in maggioranza del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana, quindi qui c'è industria e si parla di Portofranco, e quindi poi anche questo è un riconoscimento del lavoro fatto e che sta tra l'altro andando avanti benissimo anche con i risultati raggiunti a Roma, no, delle ultime settimane. Soddisfazione da parte della politica e in particolare del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti. Sono particolarmente soddisfatto perché dall'inizio della legislatura, penso tutti me ne siano testimoni, la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di investire su 2 asset, ovvero quello della logistica, l'interporto con Friuli, di cui la Regione, finanziaria della Regione, ha fatto una scelta molto chiara, anche di ampliamento con Cervignano, con la collaborazione con stati esteri, pensa all'Austria, pensa all'Ungheria, sono stati strategici perché BAT decidesse di investire in Friuli Venezia Giulia. Dall'altra parte la ricerca. Secondo asset sul quale la Regione ha deciso di puntare, non a caso le risorse messe a disposizione sono state e saranno importantissime, e sono i 2 fattori per i quali BAT ha detto investo in Friuli Venezia Giulia. Questo è l'obiettivo ovviamente il primo passaggio, questo non è l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è riuscire ad attrarre sempre più investimenti che guardino a questi 2 settori come motivo di crescita. In prospettiva ovviamente questo vuol dire anche poter offrire ai nostri ragazzi un lavoro qualificato, anzi altamente qualificato nel nostro territorio, quindi non ha soltanto motivi di investimenti, motivi economici, ma anche motivi sociali e lavorativi. E proprio il Presidente della Regione, insieme al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, ha incontrato gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia prima di prendere parte all'evento BAT. Un investimento che segna un po' una svolta, una storia anche per Trieste, e che speriamo sia il primo di tanti investimenti nell'area del porto, e che probabilmente risponde anche a quello che è un bel sistema fatto tra istituzioni politiche locali, porto e governo nazionale, e quindi è un luogo ideale per venire a investire. Speriamo che ne arrivino altri, insomma.
I posti letto nelle pediatrie degli ospedali minori non sono in discussione, lo assicura il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che ammette un rifuso nella delibera regionale, ma al contempo garantisce che non ci sarà alcun ridimensionamento. Nessun allarme per il depotenziamento delle pediatrie sul territorio. I posti letto dei reparti destinati a bambini e ragazzi negli ospedali della regione restano invariati. La conferma arriva dal vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, dopo gli attacchi arrivati dalle opposizioni, dopo aver letto nella delibera che i ricoveri delle pediatrie sono accentrati negli ospedali principali. Ma si tratta di un refuso, un errore formale a cui metteremo subito mano, assicura Riccardi, ribadendo che nella delibera delle funzioni, recentemente approvata dalla Giunta, non c'è alcuna volontà di ridimensionare la situazione attuale. Al contrario, l'atto di programmazione prevede la conferma di quanto già esiste, come dimostrano le tabelle presenti nel documento approvato dall'esecutivo, in cui si stabiliscono quali debbano essere i posti letto nei presidi ospedalieri di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Latisana, Palmanova e San Daniele e Tolmezzo, numeri che combaciano con quelli fino ad ora esistenti. Resterà dunque tutto invariato. Se ci fosse stata la volontà di procedere a un ridimensionamento, conclude Riccardi, non ci sarebbero state quelle previsioni sui posti letto ordinari in day hospital. Sorgerà all'interno dell'ex caserma Osoppo il nuovo polo dello sport dedicato a basket, pallavolo e pattinaggio a rotelle. È il primo passo della giunta udinese della costruzione di una vera e propria cittadella dello sport, con anche campi di calcio a 5 e da tennis, collegata alla città di una fitta rete di piste ciclabili. Una nuova palestra super attrezzata nei locali della ex caserma Osoppo. Oggi la delibera è stata discussa in giunta a Udine. Avevamo ricevuto dei fondi da parte del Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo aggiunto, grazie al contributo della Regione, altri 2 milioni, di cui 750.000 qui, quindi andiamo a spendere 4 milioni per rifare cosa? Recuperiamo una struttura fatiscente praticamente, rifacendo il tetto, le fondamenta, le parti laterali, creiamo tutti i presupposti per poter creare un centro polifunzionale sportivo, palestra di una discreta dimensione, diciamo di grandi dimensioni, con 200 posti diciamo, per gli spettatori, dove principalmente andremo a fare attività di vario genere, perché abbiamo parlato con diverse federazioni. Quelli del pattinaggio si può fare pallacanestro, pallavolo e avremo sopra il tetto anche molto fotovoltaico, perché il problema delle società sportive è anche quello di pagare le bollette, che sono molto care e spesso diciamo, mettono i bilanci in cattive situazioni. Qui invece col fotovoltaico andiamo ad illuminare, a portare il riscaldamento e anche a fare l'impianto di climatizzazione. I nuovi impianti zootecnici che sorgeranno nel comune di Udine dovranno rispettare precise distanze dalle abitazioni per evitare cattivi odori e rumori fastidiosi. Verso una normativa che eviti problemi di odori per nuovi impianti zootecnici che possono sorgere nel comune di Udine. Il tema è stato dibattuto oggi in giunta. Per insediamenti zootecnici relativi all'allevamento ad esempio di suini, bovini eccetera, altri animali. Il piano regolatore generale comunale non presenta delle normative che riguardino la fascia di rispetto di attenzione proprio tra l'attività produttiva e l'insediamento abitativo, ed è giusto quindi inserire questo accorgimento, anche perché tenendo presente che il comune di Udine non è un territorio che presenta diversi insediamenti agricoli di questo tipo, però potrebbe capitare che in futuro nascano nuovi insediamenti, pertanto non vogliamo trovarci impreparati e questa variante, ripeto, di livello normativo servirà proprio in relazione alla tipologia di animale identificare un'area di rispetto tra il nuovo insediamento di allevamento, quindi economico, agricolo, e l'insediamento abitativo, in modo da evitare qualsiasi tipo di inconveniente che possa insomma nascere. È stata presentata questa mattina la nuova edizione di Casa Moderna, che aprirà le sue porte per accogliere in sicurezza i visitatori della 68esima edizione da sabato 2 a domenica 10 ottobre. La manifestazione, che verrà inaugurata sabato, si svolgerà nel nucleo di 5 padiglioni completamente riqualificati.
Casa Moderna deve avere una casa rinnovata, deve essere sempre più moderna, quindi noi abbiamo pensato di accelerare i lavori. Il 2021 è stato finalmente l'anno in cui abbiamo speso i primi soldi e siamo intervenuti sui padiglioni 6, sui padiglioni 7, sulla recinzione, sull'impiantistica, ma anche sulla parte del decoro esterno, sul verde e sugli asfalti. Casa Moderna dal 2 al 10 ottobre si evolve, proponendo la casa non solo come prodotto ma anche come servizio. Essere punto di incontro e di riferimento per tutta la filiera, dall'idea alla produzione alla vendita. Quindi la filiera è composta di una parte di design e di una parte anche di produzione. Ecco perché c'è un lavoro molto importante fatto con Milano sul mondo del design, c'è un lavoro fatto con i grandi brand del Friuli Venezia Giulia, cito un qualche nome, i Gervasoni, i Caligari, i Simoroso, i Tonon, che saranno presenti in fiera, ma c'è anche tutto il tema della produzione, quindi le filosofie produttive con il ritorno di Fantoni e la presenza importante di Confartigianato nel padiglione 7. Un settore che è tornato ai tempi pre-Covid. Sì, il numero delle imprese al 30 giugno 2021 è praticamente identico alla stessa data del 2019, quindi vuol dire che non c'è stata una flessione come in altri settori, quindi è un mondo, un pilastro portante della nostra economia e questo ritorno alla quasi normalità, pur con ancora le prescrizioni su questa edizione Casa Moderna, è per noi un bel augurio. Archiviata l'edizione di Friuli Doc, il comune di Udine pensa già al Natale con una serie di iniziative che animeranno il centro cittadino. Si comincia già a parlare di Natale con uno stanziamento di 60.000 euro che il Comune di Udine erogherà a favore di borghi e associazioni per rendere il capoluogo friulano più luminoso e bello per l'attesa festività del 25 dicembre. L'amministrazione comunale metterà a disposizione 60.000 euro per tutte le associazioni di categoria, le associazioni di via e le associazioni dei borghi che vogliono rendere più luminosa e più attraente in occasione del Natale, la nostra festa più importante, le vie e le piazze della città di Udine. Quindi verrà erogato un contributo che sarà pari al 60% dell'investimento effettuato per luminarie piuttosto che alberi di Natale o presepi che in qualche modo richiamino il tema tradizionale del nostro Natale, con un tetto massimo di 5.000 euro. Ecco, riteniamo che con questi investimenti si possano rendere le piazze e le vie della città particolarmente belle e luminose e quindi dare un segnale di gioia e di festa a tutti i cittadini e ai tanti turisti che ci auguriamo animeranno la città di Udine. Irisacqua ha presentato questa mattina il progetto dei lavori alla rete idrica di Gorizia, in programma da questo ai prossimi anni. Si interverrà su 40 km di strade per una spesa di 12 milioni di euro necessari a rimuovere le vecchie tubature in cemento e amianto. Ammonta a 12 milioni di euro l'intervento su circa 40 km di rete idrica che Irisacqua porterà a termine nei prossimi anni a Gorizia. Il progetto sarà realizzato grazie a un finanziamento reperito dalla stessa azienda, andando così a eliminare la presenza di cemento amianto nelle condutture. Per ora sono in programma 3 lotti, ma altrettanti saranno calendarizzati nei prossimi mesi, mentre è già previsto uno stop ai lavori tra metà 2024 e il 2025 in concomitanza con la Capitale Europea della Cultura. Il progetto complessivo è quello di rendere la provincia libera, l'intera provincia libera dalle condutture in cemento amianto. Noi abbiamo deciso per il principio di precauzione di sostituire l'intera rete ancora costruita con questo materiale e Gorizia beneficia di un intervento cospicuo perché alla fine saranno circa 12 milioni di euro di intervento su un progetto complessivo che ne vale circa 50. Significa anche riqualificare pro quota 40 dei 160 km di strade che ci sono a Gorizia. È pure a titolo cautelativo più salute per i cittadini. Non vi è alcuna evidenza scientifica che il cemento amianto per quanto riguarda la condotta idrica possa produrre dei malesseri, però a titolo cautelativo lo facciamo, contiamo di essere probabilmente la prima provincia in Italia che avrà sostituito progressivamente tutte le condotte in cemento amianto.
L'umidità agevola i contagi. A spiegarlo e a dimostrarlo è una ricerca internazionale condotta dagli Atenei di Udine, Padova e Vienna, che dimostra una volta per tutte il rischio che hanno nella trasmissione delle infezioni anche le goccioline più piccole prodotte con i colpi di tosse e gli starnuti, un fenomeno che si verifica più facilmente d'inverno, quando le gocce piccole rimangono sospese in aria più a lungo, anche per ore, proprio a causa dell'elevata umidità che ne rallenta ulteriormente l'evaporazione, aumentando conseguentemente il rischio di diffusione del contagio. La ricerca pubblicata dalla rivista scientifica internazionale PNAS mira a sensibilizzare le autorità sanitarie pubbliche su questo specifico rischio di infezione e potrebbe ora riscrivere le attuali linee guida sanitarie. Gli strumenti di ricerca che abbiamo a disposizione adesso, spiega Alfredo Soldati, ordinario di fluidodinamica dell'Ateneo Friulano, consentono di formulare raccomandazioni scientifiche valide, ad esempio per quanto riguarda le mascherine e le distanze di sicurezza. Udine può vantare una nuova centenaria e la signora Maria Gon, per tutta via Varmo nonna Maria, che è stata festeggiata da tutta Sant'Osvaldo per questo importante traguardo. A portarle i suoi personali auguri anche il sindaco del capoluogo friulano Pietro Fontanini, che ha voluto celebrare questa importante ricorrenza insieme ai figli e ai nipoti di Maria Gon. Grande festa per Coto per il compleanno di Gianola Nonino. Per l'occasione un gruppo di invitati ha assistito per la prima volta in 124 anni alla distillazione notturna. La regina della grappa ha compiuto 83 anni e per la sua festa ha condiviso con un gruppo di visitatori un momento magico e intimo, la distillazione notturna. Ma il vero regalo sarà aprire gli alambicchi per il premio, che manca da 2 anni. Il compleanno di Gianola Nonino è stata occasione, per la prima volta in 124 anni di storia, di far condividere ad occhi esterni alla famiglia uno dei momenti più particolari della vendemmia. Pochi fortunati, amici della famiglia e giornalisti, hanno avuto l'occasione di vivere quella che da 6 generazioni è una missione di vita: catturare l'essenza, l'anima dell'uva tramite la distillazione. Alla Nonino si distilla solo durante la vendemmia per 8, massimo 9 settimane all'anno. Il tutto avviene in un luogo particolare, unico al mondo, una distilleria con 66 alambicchi discontinui artigianali che lavorano ininterrottamente 7 giorni su 7, 24 ore su 24, nell'arco di queste settimane. Filo conduttore della serata è stata la grappa, proposta in varie tipologie di cocktail, spruzzata sui cucchiai di pesce, utilizzata per mantecare e arricchire il risotto. Il brindisi, dedicato alla festeggiata, è stato all'insegna di Gianola 38, cocktail dedicato alla regina della grappa da Monica Berg e Alex Cratena, la coppia di bartender più influente della mixologia mondiale. Il brindisi che ora tutti si aspettano è quello dedicato al premio Nonino. La famiglia ci sta pensando. L'intenzione, in un modo o nell'altro, è quella di confermare l'appuntamento. Noi siamo in chiusura, tra poco le notizie sportive in Sport FVG. Grazie per l'attenzione, buona serata su Telefriuli.